Una buona giornata, bentrovate e bentrovati, la prima edizione dei nostri telegiornali, 12 in punto come sempre, oggi mercoledì 10 giugno. È una giornata ricca di eventi, quella di oggi, tanti che vi testimonieremo grazie ai nostri inviati sul territorio. A Venezia una giornata importante, ci sono delle tensioni ancora legate alla Fenice, ci collegheremo con il nostro Filippo Fois. Venezia, dove anche c'è stato un incontro interregionale con i vari prefetti dei territori. Il tema è quello della sicurezza, ma siamo in provincia di Treviso. Continuano i raid di furti, i ladri che non danno pace alle persone, agli abitanti della provincia. Per noi da Casale sul Sile la nostra Francesca Bozza. Francesca, buongiorno. Buongiorno Edi, buongiorno ai telespettatori. Insieme a Nicoletta Rizzetto siamo in località Caberlotto. Alle mie spalle c'è la zona artigianale, industriale, poi arrivando da questa stradina che Nicoletta sta inquadrando si arriva in quest'area, in una piccola area di paradiso, perché c'è la Restera, c'è il Sile, un'oasi di pace dove ci sono alcune abitazioni, un'oasi di pace che è stata però interrotta ieri sera intorno a mezzanotte dalla presenza di un gruppo di ladri. Quindi non si parla di una persona o due persone sole, ma di un gruppo di malviventi che si aggiravano appunto in questa zona residenziale tra le abitazioni. Ad un certo punto sono entrati nel giardino di una di queste case, hanno percorso l'intero perimetro, probabilmente per controllare se ci fossero dei movimenti, dopodiché si sono diretti verso il portoncino d'ingresso, ma è a quel punto che sono stati disturbati proprio dai proprietari che li hanno visti e li hanno messi in fuga. Questa è un po' la dinamica che è stata raccontata di quanto appunto accaduto ieri sera, lo ripetiamo, intorno a mezzanotte in questa zona residenziale, proprio a due passi dalla zona industriale di Casale sul Sile. Chiaramente con il periodo estivo alle porte ci troveremo a fare i conti sempre più spesso con episodi del genere. È vero che stavolta, da quello che almeno sappiamo in questo momento, non sono riusciti ad entrare, però certo resta l'inquietudine, la presenza dei ladri all'interno della propria proprietà, ladri che sono sempre più spregiudicati, perché parlando con una residente qui ci raccontava che qualche giorno fa qualcuno ha suonato al campanello di un'abitazione "siamo a paese", trovando una scusa, quando poi la ragazza che era in casa ha detto che sarebbero arrivati da lì a poco i genitori. Queste due persone sono scappate, molto probabilmente, come succede sempre più spesso, stavano testando, capendo se in casa c'era qualcuno, e quindi ci si inventa delle scuse, ci si inventa il nome di persone, si dice sto cercando questa persona solamente per capire se in casa c'è qualcuno ed eventualmente entrare in azione. Come dicevo, con l'estate alle porte rischiamo di fare i conti sempre più spesso con episodi del genere, con colpi tentati o andati a segno, come è successo nelle scorse ore a Castelfranco, in due frazioni, Salvatronda e Borgo Pieve, dove in poche ore i ladri hanno colpito almeno in una decina di abitazioni, ripresi anche dalle telecamere di una di queste, e come potete immaginare la sensazione, l'inquietudine che questo lascia tra i residenti è molto elevata, e ci si interroga su che cosa fare, su che misure mettere in campo per evitare o arginare questo fenomeno sempre più crescente anche nella Marca trevigiana. Allora io vi lascio con le interviste, con le voci raccolte ieri proprio da te ed insieme a Nicoletta a Castelfranco, e poi la linea può tornare allo studio. Stavamo dormendo e in piena notte abbiamo sentito dei rumori e non abbiamo visto nulla, però abbiamo visto che c'erano segni di effrazione e stavano per entrare. Un bambino di 1 anno e 2 mesi che dormiva sulla camera a fianco, quindi sì, per fortuna non abbiamo trovato nessuno. L'avvolgibile forzato, le tapparelle fissate a metà, il tentativo di forare la finestra dall'esterno per aprirla, il triplo vetro che non si rompe, allora il tentativo andato a segno di forzare il montante, tutto nel più completo silenzio e con l'esterno della casa illuminata a giorno. La famiglia stava già dormendo quando ha sentito i rumori, accese le luci, i ladri sono presto scappati. Hanno rotto la finestra, hanno rotto l'avvolgibile e dopo abbiamo chiamato i carabinieri, però sono arrivati e erano già andati via tutti per fortuna, però poi hanno provato a entrare anche da mia sorella qua a fianco e sono entrati anche nella
nella via qua vicino. Scesi dal piano superiore, vedendo la finestra aperta, la paura era quella che i ladri fossero all'interno della casa con il piccolo che dormiva, ma erano già scappati e diretti verso altre abitazioni, 7 quelle toccate dai malviventi nel giro di qualche ora, solo in via Salvega 3. Siamo andati via un'oretta e al ritorno abbiamo trovato la casa sottosopra, hanno rovistato dappertutto, hanno trovato l'oro e si sono accontentati dell'oro, per fortuna, anche perché altri oggetti di valore non li hanno portati via. Collier d'oro, catenine, dopo tutti quei catenine, braccialettini eccetera di cresime, comunioni eccetera delle figlie, tutte cose che comunque ti sono sì, rompono un po' la tua sensibilità. Comunque una decina di migliaia di euro sicuramente hanno portato via sia a me che a mia figlia che abita sopra. I ladri hanno prima provato a forzare il portoncino e poi sono entrati dalla finestra sul retro. Quello che ha dato più fastidio era comunque tutto calpestato, tutto buttato a terra. È così. Quando entrano nella tua privacy comunque dà fastidio. Arrivati dai campi circostanti sono fuggiti da dove erano venuti e verso via Selva. La banda è sempre la stessa, catturata dalle telecamere delle case. Ero a letto ed ero sveglia in quel momento ed ho sentito delle voci, parlavano a bassa voce e niente, mi sono alzata e noi abbiamo le telecamere e dal telefono ho visto il messaggio di qualcuno insomma, che era entrato nel giardino e ho guardato e ho visto questa persona, all'inizio ne ho vista una sola e ha scavalcato la recinzione, poi sono scappati dalla muretta qua, poi ho visto che successivamente ce n'era un altro, quindi erano in 2 e niente, mi sono alzata, ho avvisato mio marito che riposava, insomma, chiamato i carabinieri che sono arrivati nel giro di pochi minuti perché molto probabilmente erano già stati allertati dai vicini. È una zona dove loro sicuramente passano volentieri, ecco. No, al massimo, anche perché insomma, se è nella propria abitazione, parti i danni che la casa ha 1 anno di vita, quindi danni tutto quanto, però comunque c'è shock, la mia compagna ancora non riesce a stare a casa da sola e quindi non è semplice, adesso ci stiamo attrezzando con tutto, però non è semplice, no. Insomma, si sente più bloccati, più legati, più tutto. Avevamo col giardino, stavamo fuori, via dicendo, adesso anche quando andiamo dai miei genitori chiudiamo tutto perché si ha paura di trovare uno dentro casa, insomma. Così dunque il racconto di Francesca Bozza è quello che abbiamo raccolto ieri con Nicoletta Rizzetto da Castelfranco. Il tema è quello della sicurezza e proprio di sicurezza si è parlato nel vertice dei prefetti del Veneto a Venezia, dove per noi c'è il nostro Filippo Fois che ci racconta anche poi che cosa è accaduto alla Fenice. Non sono terminati infatti i malumori. Filippo, a te buongiorno. Sì, buongiorno e buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Si è tenuta poco fa, partiamo quindi dal vertice della prefettura a Corner, la conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza. È un momento fisso che avviene ogni anno di confronto tra i 7 prefetti delle 7 province del Veneto e gli esponenti delle forze dell'ordine per fare il punto su quella che è la questione sicurezza in Veneto, quindi quali sono le criticità da affrontare, quali sono i principali reati che si commettono sul nostro territorio. E oggi sul tavolo una particolare attenzione l'ha avuta la recrudescenza di fenomeni di baby gang, a volte anche minorili, che soprattutto in questo periodo nelle località balneari stanno riempiendo le pagine di cronaca con risse in alcuni casi anche molto violente. La notizia qual è? Naturalmente quella del ritorno delle zone rosse, in particolare per quello che riguarda la provincia di Venezia, nelle zone balneari, nelle località balneari come Chioggia e Jesolo. Noi poco prima che cominciasse il vertice abbiamo avvicinato il prefetto di Venezia Darco Pellos, ascoltiamo le sue parole. Per fare un po' il punto della situazione, ma l'attenzione in questo momento è anche rivolta al fatto che è stata assegnata un nuovo procuratore della Repubblica che ha una competenza distrettuale, quindi oggi sono raccolti tutti i procuratori, i rappresentanti delle forze dell'ordine della regione, anche per poter riferire quello che è lo stato dell'arte, soprattutto sotto il profilo della sicurezza in caratteri generali, e mettere in contatto quelle che sono le istituzioni che si occupano della sicurezza di questo territorio. La dottoressa Doce, anche procuratore generale di Trieste, procuratore generale della Repubblica di Venezia e ovviamente anche Presidente della Corte d'Appello, insieme a tutti i questori, tutti i prefetti, insomma chi si occupa di sicurezza oggi è qui. Non sono comunicate
davvero queste risse tra baby gang giovanissimi, soprattutto nel litorale? Sono sempre più diffusi dei comportamenti anomali e questi qui noi cerchiamo di contrastarli. Ma attraverso un presidio del territorio che è dato dalla presenza delle forze dell'ordine. Ma quali sono le cause? Vi siete fatti un'idea? C'è un abbandono dei giovani in un certo senso? Sono dei comportamenti che sono degenerati, che non sono attribuibili specificamente ad uno solo motivo, ma ad una serie di concause che partono dal disagio giovanile alla capacità di essere inseriti in un determinato tipo di gruppi, talvolta anche l'utilizzo smodato di sostanze alcoliche o di sostanze, cose. Quindi il divertimento, l'educazione, la situazione delle famiglie, la situazione della scuola. Io credo che per affrontare soprattutto il disagio giovanile l'impegno più grande è rivolto alle famiglie e alla scuola. Penso che fare delle scuole bellissime sia la soluzione migliore per trattare questo tipo di problemi. Le zone rosse sono una risposta a questo genere di problemi? Sono una delle risposte. Non esiste nell'ordine della sicurezza pubblica una risposta unica. C'è una risposta che deve essere data dal sistema ed è data dalle agenzie educative, scuola, famiglia, società civile, organizzazioni, corpi intermedi e ovviamente noi che ci occupiamo di sicurezza possiamo dare questo tipo di risposta che ha un atteggiamento di prevenzione e non di repressione. E questo era dunque il prefetto di Venezia Darcopello. Noi ci siamo spostati di 200 metri rispetto a Ca' Corner. Alle mie spalle c'è il Gran Teatro La Fenice. In questo momento il sovrintendente Nicola Colabianchi sta illustrando la nuova stagione lirica e concertistica del teatro, con sullo sfondo però una polemica che tra poco vi dirò e forse un principio di polemica. Il principio di polemica è quello sulla sostituzione del maestro del coro. Qualcuno ha pensato e sostiene che potrebbe aprirsi un nuovo fronte, diciamo, di discussione con i dipendenti della Fenice. Nicola Colabianchi poco fa ci ha detto che il direttore del coro era alla scadenza naturale del contratto, per cui per quello che gli riguarda non dovrebbe esserci alcuna contestazione. L'altra contestazione invece c'è come ed è quella che riguarda Beatrice Venezzi. Come sapete doveva essere il nuovo direttore artistico del teatro, poi al termine di diversi mesi di polemiche la Fenice ha deciso di risolvere il contratto e ora Beatrice Venezzi ha fatto sapere che farà causa alla Fenice. Ma sentiamo cosa ci ha detto Nicola Colabianchi. Sarà una stagione con molte novità, nel senso che ci sono molti titoli che non erano stati proposti da diverso tempo e ci saranno appunto ciascun direttore artistico dà un'impronta alla propria stagione, quindi essenzialmente una stagione che comunque va a soddisfare le esigenze, le richieste, i desideri del più ampio pubblico possibile. Senta, Beatrice Venezia ha detto che dirà le vie legali per la risoluzione del suo contratto. Ma ciascuno è libero di adire le vie legali secondo quello che ritiene opportuno. Naturalmente noi sappiamo che lei il suo contratto non è firmato, quindi lei non ha un contratto. Ha detto che ha preso del recesso tramite la stampa, è così? È falso, le è stato comunicato secondo tutte le vie di legge come richiesto, è stato mandato una mail, un telegramma e una raccomandata, più di questo. Dice che non ci sono le basi per fare azioni legali contro la Fenice? Secondo me non ci sono assolutamente. Questo dunque Nicola Colabianchi, naturalmente tutti gli approfondimenti nel corso delle prossime edizioni del nostro telegiornale. Per ora da Venezia è tutto, con Francesca Pezzo che ha curato la parte tecnica di questo collegamento. Vi restituiamo la linea. Grazie Filippo, grazie Francesca per queste novità. Insomma, continueremo a seguire il caso Fenice. C'è un tema importante che sta tenendo banco in queste ore, che è quello del maltempo, allerta gialla che è stata diramata dalla regione, dal centro della protezione civile regionale, che ieri ha colpito soprattutto il Vicentino e Marostica. Per noi sul posto il nostro Mirko Cavallin che ci saluta con questa inquadratura. Mirko, buongiorno, com'è la situazione il giorno dopo la violenta grandinata di ieri?
Buongiorno Edi, con l'immagine di Edoardo Paris vedete appunto l'effetto che ancora rimane quasi 24 ore dopo della grandinata che nel giro di mezz'ora ieri ha colpito la zona di Marostica. Siamo all'interno dell'azienda agricola della famiglia di Federico Pivotto, coltivano mirtilli giganti biologici da una decina di anni e qui se ne vedono appunto gli effetti. C'è la rete antigrandine, ma Federico non è bastata. Sì, buongiorno a tutti. La rete per fortuna ha fatto il suo lavoro in parte, perché purtroppo le condizioni erano talmente estreme che questa quantità enorme di grandine e di pioggia e vento l'ha riempita e poi si è accumulata lungo tutti praticamente i filari. Questo ci ha fatto cadere dei mirtilli, ha rotto delle piante, dei rami, diciamo quelli più interni verso il passaggio, e è stata una cosa talmente veloce che quasi non ce ne siamo resi conto. Velocissimo, ecco Edoardo, riusciamo a far vedere anche i mirtilli caduti a terra. Ora siamo nella piena fase di maturazione, di raccolta appunto dei frutti, tanta acqua, la grandine che è entrata, le reti che si sollevavano, reti, mi spiegava Federico, che hanno un sistema di autoprotezione, insomma, vuoi spiegarcelo? Sì, praticamente onde evitare che si strappino, i ganci si sono staccati, quindi questi ganci in plastica e i ganci invece di ferro, quelli lì a terra, si sono sganciati, si sono sollevate tutte le reti, quelle perimetrali antinsetto, mentre quelle centrali, alcuni ganci di plastica si sono rotti e adesso oggi dovremmo fare un'analisi, controllare praticamente tutti i ganci, tutto quanto il perimetro per risistemare, perché anche oggi non mettono proprio un bel tempo. Infatti, come diceva prima Edi in apertura, c'è l'allerta gialla su tutto il Veneto fino a mezzanotte. L'ondata ha colpito appunto questa zona, siamo a nord del Castello Superiore di Marostica, sul Monte Pauso. Il centro di Marostica, Piazza degli Scacchi, ha avuto ulteriori danni, come ci racconta nel servizio Vanessa Banzato. Pochi minuti di raffiche di vento, forte pioggia e grandine sono bastati per creare pesanti disagi a Marostica. I momenti di più alta tensione si sono vissuti in Piazza degli Scacchi, dove il vento ha alzato la guaina del tetto di uno degli edifici storici che s'affacciano sulla scacchiera. Si sono staccati pezzi di intonaco e i coppi sono volati dall'alto, finendo sopra un'Audi che era parcheggiata, sfondando il tettuccio. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco, che hanno transennato l'area antistante la palazzina e chiuso preventivamente la strada per permettere le operazioni di messa in sicurezza. I pompieri sono saliti sul tetto con gli appositi mezzi per valutare lo stato delle cose e capire come muoversi. Fortunatamente nessun pericolo legato alla staticità del tetto è stato riscontrato e in serata è stato riaperto in piazza l'accesso ai veicoli. Nelle prossime ore i proprietari dell'edificio penseranno alla sistemazione della struttura ammalorata dal maltempo. Ma oltre a questo incidente, guardate il tappeto di ghiaccio alle porte della città degli Scacchi, come mostrano le immagini di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa. E poi rami sradicati, piante piegate, tanto che è stato necessario chiudere tutti i parchi comunali per garantire la sicurezza. Tutto, ripetiamo, è avvenuto in una manciata di minuti. Davvero un fortunale, un nubifragio, una grandinata fortissima che ha colpito il terreno appunto, e si vedono gli effetti. Con Edoardo e Paris vi mostriamo proprio il canale che ieri si è formato, non c'era, l'acqua e la violenza dell'acqua scendendo dalla collina ha scavato questo solco, la grandine poi ha danneggiato la lavanda che è lì sulla sinistra. Il colore tipico della lavanda rimane, i fiori sono però molto meno presenti di quanto non fosse ieri. Dicevamo Federico, i danni possibili, non so se è possibile fare un calcolo perché ovviamente i lavori sono ancora in corso. Sì, questa mattina ci siamo concentrati sulla raccolta, visto che il tempo comunque ha tenuto, e adesso subito dopo pranzo faremo un giro appunto per vedere eventuali danni e cercare anche di fissare le reti prima che arrivi il temporale del pomeriggio. Speriamo ci eviti questa volta. E speriamo che sia senza danni o con meno danni. Vi mostriamo il cielo esattamente diviso a metà con Edoardo. Verso est cielo azzurro che farebbe ben sperare, ma il problema è che la perturbazione sta arrivando invece da nord e da nord-ovest, dal Garda, come dicono i nostri vecchi, che insomma dal Garda non arrivano mai buone notizie, vero? È vero, sì. È vero. È una tradizione meteorologica che però si conferma. Appunto oggi nella seconda metà del pomeriggio, a quanto pare tra le 16 e le 19 è prevista qui nella fascia pedemontana
e anche in altre zone della pianura un'altra ondata violenta sulla quale eventualmente vi daremo conto. Grazie a Federico Pivotto, alla sua famiglia, Edoardo Paris alla parte tecnica. Vi lascio con le dichiarazioni del sindaco Matteo Mozzo che ci fa il bilancio di queste ore a Marostica. Sindaco, intanto un bilancio del pomeriggio di ieri. Devo dire che la criticità più grande, al di là della molta acqua, circa 40 mm caduti in poco più di mezz'ora, ha sicuramente creato non poche difficoltà, vista la grandine di piccole dimensioni che ha occluso una parte dei tombini per colpa anche del forte vento che facendo cadere molte foglie naturalmente ha ostruito le griglie superficiali. Devo dire che comunque la pulizia eseguita sul territorio negli scorsi mesi ha garantito lo scollo del flusso delle acque in modo direi più che eccellente se contiamo la percentuale di acqua caduta. E queste ore gli operai con personale appunto comunale e una ditta esterna stanno facendo la verifica di tutte quante le situazioni a rischio per quanto riguarda la rete idraulica per prepararci a quella che probabilmente sarà una possibile altra bomba d'acqua prevista per il tardo pomeriggio. Siamo attivi sempre, abbiamo il numero di riperibilità attivo H24 anche se il COC è stato chiuso dopo la messa in sicurezza delle situazioni critiche sul territorio ieri sera. Devo dire che la situazione peggiore l'abbiamo avuto sicuramente in centro storico dove si è rovinata una parte di copertura di un edificio con la elevazione di quella che è la guaina di copertura che poi ha fatto via via da vela andando a togliere una parte di muratura con anche una serie di coppi che sono poi caduti su una macchina presente in un parcheggio privato interno all'area di Piazza Scacchi. Poi situazioni legate ai parchi che sono in controllo e verifica, alcuni sono sigillati parzialmente, altri sono già stati riaperti proprio perché vogliamo verificare tutte le piante che siano in sicurezza. Ci saranno sicuramente da fare altri lavori di manutenzione, mi spiace perché alcuni parchi li avevamo già controllati, non verificati, sono state strappate letteralmente delle parti di alberature che erano totalmente sane, proprio per far capire la forza dell'evento che abbiamo avuto sul territorio. Altre criticità le abbiamo avute in collina dove alberi privati sono caduti sulle sede stradali. Proprio per questo adesso stiamo vedendo con la segreteria come predisporre un'ordinanza che pubblicherò probabilmente nei prossimi giorni per andare a obbligare i privati a eseguire la manutenzione dando un lasco di tempo congruo per poter fare le operazioni di sistemazione lungo i percorsi viari comunali, perché sicuramente, e lo dico anche da privato, costa di più dover risarcire una famiglia con una macchina che viene colpita piuttosto di abbattere una pianta o semplicemente potarla, per cui invito tutti a verificare le proprie alberature. Approfitto anche delle TV in questo caso, non soltanto per i comuni di Marostica ma per tutti i comuni, a manutentare il verde di proprietà, perché può essere sempre causa di danni ben peggiori. Insomma, clima che cambia, meteo avverso, questi anche i consigli del sindaco in attesa di capire quanto accadrà oggi. Grazie dunque al nostro Mirko Cavallin. Noi continuiamo con la cronaca, rimaniamo nel Trevigiano. È stato inseguito, aggredito e derubato della sua collanina che aveva al collo un ricordo della madre, la vittima è un 59enne. L'episodio è successo domenica a Conegliano, ce lo racconta Francesca Bozza. Personalmente tanta rabbia, mi dispiace però ti lascia un vuoto dentro. Si incrina la voce ad Albino Tissi, 59 anni di Conegliano, pensando alla collanina dal profondo valore affettivo che gli è stata strappata dal collo domenica di rientro da una passeggiata in centro con la moglie. A pochi metri da casa l'uomo sente qualcuno tirargli il colletto della camicia, pensa allo scherzo di un amico. Mi sono sentito afferrare al collo da dietro e quando mi sono girato ho visto una persona straniera che tentava di afferrare la catenina d'oro che portava al collo. E da lì è partita una colluttazione e nel corso della colluttazione mi ha trascinato a terra, sono caduto. Preso un po' di botte al polso, a un ginocchio. Una collanina dal profondo valore affettivo. Sì, era un regalo di mia mamma.
Attirati dal rumore proveniente dalla strada, i vicini dei Tissi vanno in loro aiuto. Mentre il figlio scatta questa foto che immortala il ladro, il padre, di spalle con la maglietta arancione, tenta di fermare il giovane, che però riesce ad invincolarsi e a scappare. Lo stesso 59enne aveva cercato di bloccare le braccia del malvivente in un disperato tentativo di salvare la collanina. Mia moglie è riuscita a afferrare una parte della catenina che indossavo, ma non tutta, e poi lui è scappato velocemente. Era un ragazzo giovane di 25-28 anni circa. Aveva una ciabatta, per di più una l'ha persa, è tornato indietro anche a recuperarla, ma non è bastato, perché io l'ho seguito per 200 metri, ma poi il fiato, l'emozione. 20 secondi, tanto è durata l'aggressione, sufficienti a portare via un ricordo così prezioso. È riuscito a recuperare solo un pezzetto di questa collanina? Esatto, sì. Resta almeno quello. Esatto, rimane il ricordo. Così dunque la nostra Francesca Bozza. Noi andiamo dalla nostra Chiara Gaiani, che si trova nel Padovano, perché ieri è scattata la firma del Ministro dei Trasporti Salvini al decreto sull'omologazione degli autovelox, caso che sta facendo discutere, chiaramente, come fa discutere tutto ciò che riguarda l'utilizzo di questi strumenti. Chiara, a te, buongiorno. Buongiorno ai telespettatori. Sì, come lo dicevi, quando si parla di autovelox scatta immediatamente una discussione, ma quello fatto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini sembra davvero un punto fermo, un decreto che era atteso dalle amministrazioni, da chi utilizza gli autovelox, ma anche dagli stessi automobilisti. Il decreto infatti renderà, secondo le dichiarazioni del Ministro, un quadro regolatorio certo e omogeneo. E come dicevo, le amministrazioni, i comuni lo aspettavano, tanto che il presidente di ANCI Veneto, Mario Conte, all'indomani dell'arrivo di questa firma ha detto: finalmente ci auguriamo che questo decreto ponga fine alle incertezze interpretative, rafforzando la sicurezza stradale da un lato, ma anche la fiducia dei cittadini nella legittimità dei controlli. Sapete che gli autovelox erano stati oggetti anche di assalti, per esempio nel Padovano, in particolar modo nell'Alta ma anche nella Bassa Padovana. Alcuni di questi dispositivi erano stati proprio tranciati di netto dal cosiddetto Fleximan, che aveva operato l'anno scorso, agli inizi del 2025, ma tanti cittadini comunque avevano protestato contro questi strumenti, soprattutto sul discorso dell'omologazione. Ma una volta spenti, per esempio lungo la Statale del Santo sono stati spenti dalla Federazione dei Comuni del Campo San Pieriese, parliamo dell'arteria che collega il Padovano a Castelfranco Veneto, ecco, qui si era arrivati addirittura a toccare i 250 km/h, quindi ci sono due esigenze da contemperare. Adesso arriva il decreto, si sta aspettando di poterlo leggere prima di fare commenti, ci ha detto un comandante della polizia locale. Nel frattempo noi però abbiamo sentito sul tema degli autovelox i cittadini, e allora io ti proporrei le loro voci, poi io ringrazio per la collaborazione tecnica il collega Federico Cibotto da Padova. La linea può tornare a te. Guardi, lasciamo perdere. Ne ha prese di multe da poco? Tante. Come mai? Come mai? Non lo so, perché forse magari, capito, la macchina va e purtroppo uno non sa dove sono, se non mette il navigatore non sa dove sono e purtroppo si prende la multa anche a pochi, perché io non sono una che corre assolutamente, anzi alla mia età non si deve correre, però magari anche se passi di poco te la prendi lo stesso. Ecco, questa è una cosa che fa rabbia, vero? Molto, devo essere sincera, perché dico, se andassi a 100 all'ora, al 90, ma magari non so, c'è il limite di 70, fa sui 77, 75 perché non te ne accorgi e lì beccati la multa lo stesso. Siamo favorevoli perché è impossibile viaggiare eventualmente qui in città, quindi deve esserci, perché le regole non le rispetta nessuno. Quindi. Sì, in effetti, però ci voleva adesso il decreto, il ministro Salvini ha firmato il decreto perché c'erano delle regole sull'omologazione, non si capiva, le regole erano ancora incerte, servono comunque regole certe. Chiaro, su quello sì, servono regole certe per tutti. La gente deve imparare a rispettare le regole e a rispettare i limiti di velocità.
Lei vede troppe persone che vanno a una velocità folle? Assolutamente. Se c'è il limite di 50 nessuno va a 50 e chi rispetta le regole viene anche mandato a quel paese. E dov'è che li ha presi soprattutto, signora? Tangenziali? Sulle tangenziali, sì. Sì, ma anche su, non so, ad esempio andando a Cittadella, ce ne sono parecchi anche lì, andando a Castelfranco, ci sono dappertutto, cosa vuole. E non sono bene segnalati secondo lei? No, secondo me no. No. Dovrebbero segnalarli un po' meglio, che siano belli visibili, anche le persone che magari hanno una certa età, perché è giusto. Secondo voi sono necessari o sono una tassa? Secondo me dipende. Esatto, dipende dalla posizione e alcune volte sono necessari, anzi in alcuni punti ce ne vorrebbero di più. Altre volte ho la sensazione che servano solo a far cassa. Io ho fatto chilometri e chilometri per lavoro, c'erano alcuni punti dove sarebbero stati necessari e non c'erano. In altri dietro una curva, dopo un cavalcavia, insomma, ti viene a pensare male, si fa peccato, ma si sbaglia raramente. Così dunque da Padova ritorniamo alla cronaca, ci spostiamo sulle montagne perché in Val di Fanes si sono purtroppo concluse nel peggiore dei modi le ricerche dell'escursionista slovena di cui non si avevano più notizie da sabato scorso. Il corpo della 54enne è stato ritrovato in una forra nei pressi di Ponte Outo e le fasi di recupero si sono concluse intorno alle 17 di ieri. A segnalare la scomparsa ai carabinieri di Ortisei era stata la madre, preoccupata perché non aveva più contatti con lei. Ieri l'auto della donna è stata trovata nel parcheggio all'entrata del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo. L'analisi delle celle telefoniche hanno rintracciato l'ultima attivazione alle 7 di domenica mattina col Rosà ed è lì che il soccorso alpino, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Carabinieri e volontari l'hanno cercata anche con elicotteri, droni e 2 unità cinofile molecolari. E dopo il recupero della salma sono stati avviati gli accertamenti di rito per chiarire le esatte circostanze dell'accaduto. E ancora alla cronaca, un clochard invalido brutalmente picchiato in stazione a Padova. Uno studente di 19 anni di Preganziol nel Trevigiano e la sua fidanzata lo soccorrono. È successo 2 giorni fa. Forse una richiesta di elemosina, forse una parola in più. Non è ancora chiaro cosa abbia fatto scattare la violenza intorno alle 22 in stazione a Padova. Vittima un clochard invalido picchiato da un uomo. Ad assistere alla scena Mattia, 19 anni, studente trevigiano, e la fidanzata. La coppia, dopo una giornata trascorsa nella città del Santo, sta aspettando il treno per rientrare a casa quando il rumore di una bottiglia di vetro buttata a terra attira la loro attenzione. Ho quindi alzato lo sguardo e ho visto questo signore buttare a terra e poi colpire più e più volte, addirittura calciandolo in faccia, un altro signore che in stampelle in quanto aveva una gamba amputata. Sono subito intervenuto insieme a dei ragazzi che si trovano là per verificare come stesse il signore aggredito e metterlo in piedi. E subito dopo sono andato ad avvisare la polizia. Mattia insieme ad altri ragazzi aiuta il senzatetto a rimettersi in piedi, evitando che i due tornino in contatto in attesa dell'arrivo della polizia. Una violenza gratuita, racconta ancora lo studente. Ero piuttosto preoccupato per le condizioni della vittima, e dunque non ho indugiato a intervenire. Momenti di tensione, ma Mattia è certo di una cosa. Ovviamente lo rifarei. Andiamo subito a Vicenza, ancora per la cronaca parliamo di sicurezza e di un'operazione antidroga operata dalla polizia locale proprio di Vicenza nelle aree a ridosso della stazione e Campomarzo. Per noi il nostro Daniele Garbin. Daniele, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Confermo, siamo all'interno del comando della Polizia Locale di Vicenza e tra qualche minuto proprio intorno a questo tavolo inizierà la conferenza stampa e traccerà il bilancio dell'operazione. Gentilmente riusciamo anche a parlare con il commissario Alessandro De Francisci, responsabile del NOS di Vicenza, che ci dà qualche anticipazione proprio ai nostri telespettatori di quello che è stata questa operazione importante. Operazioni, quindi ci sono state più elementi. Come è andata? Quello che ci può anticipare. Sì, buongiorno a tutti. Sì, abbiamo effettuato in questo
fine settimana alcune operazioni mirate proprio al contrasto dell'utilizzo e dello spaccio di sostanze stupefacenti, che hanno avuto un bilancio abbastanza positivo. Abbiamo identificato 10 persone, di cui 7 sono state segnalate alla prefettura perché è sorpresa a detenere sostanza stupefacente per uso personale, sostanza stupefacente di vario tipo, dalla cocaina all'eroina all'hashish. E in più uno di questi soggetti segnalati ha cercato di disfarsi dalla sostanza, e quindi i colleghi, per evitare proprio la dispersione della droga, hanno avuto una breve colluttazione con questo soggetto, e quindi il soggetto, oltre ad essere segnalato, è stato anche denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Dopodiché è stato anche denunciato un pusher, in quanto è stato sorpreso nell'area verde di Campomarzo a cedere sostanza stupefacente ad un acquirente italiano, e quindi le operazioni, direi, mirate al contrasto dello spaccio diffuso sono state abbastanza positive in questo fine settimana. Come area è stata presa quella della zona rafforzata, quindi il Quadrilatero, Campomarzo e tutte le vie limitrofe che sono ricomprese nell'area zona rafforzata, ma la polizia locale continuerà con il nucleo NOS e con il nucleo della squadra antidegrado a effettuare controlli sia nella zona rafforzata ma anche nei quartieri della città. Ecco, proprio bene alla precisazione della zona rafforzata, la ex zona rossa. Ricordiamo che questo fine settimana è stato anche un teatro di un'operazione complessa voluta dal prefetto, coordinata dalla questura, sempre con la polizia locale, anche tra gli elementi che hanno partecipato. Nella zona della porta ovest della città sono stati controllati i locali, sono stati anche su richiesta dei commercianti e dei cittadini. Questa operazione invece proprio parlava di operazioni al plurale, proprio perché è stata anche l'occasione, sempre in questa zona a controllo rafforzato, di intervenire anche per dissuadere contro furti e tentati furti. È vero, commissario? Sì, e infatti le pattuglie antidegrado che controllano il territorio hanno anche effettuato questo tipo di controlli, e in 2 occasioni. In una prima occasione la pattuglia è stata fermata da alcuni passanti proprio in Corso Palladio, dove avevano segnalato praticamente un soggetto che stava armeggiando vicino ad una bicicletta. I colleghi sono intervenuti prontamente, ma il soggetto inizialmente si era dato alla fuga, ma grazie alle descrizioni proprio dei passanti, dopo pochi minuti è stato rintracciato e quindi è stato portato all'interno e denunciato all'autorità giudiziaria per il tentato furto della bicicletta. Un'altra occasione invece, sempre della pattuglia antidegrado, uscendo dal comando, è stata fermata da una signora che stava venendo a denunciare il furto della sua bicicletta avvenuto da poco, e la pattuglia prontamente, conoscendo bene il territorio e dove andare a cercare, è riuscita a ritrovare la bicicletta e quindi a riconsegnarla alla legittima proprietaria e denunciare il soggetto per il furto della bici. Ecco, allora con queste buone notizie direi da Vicenza adesso lasciamo spazio alla conferenza stampa e ringraziamo il commissario. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Ecco, e da Vicenza è tutto, restituisco la linea. Grazie Daniele, grazie anche al commissario. Noi qualche minuto di pubblicità, poi torniamo in diretta tra poco. Tornati in diretta con la nostra prima edizione, continuiamo con le notizie, ci spostiamo a Spinea, dove si estendono in tutta la provincia di Venezia e anche oltre le ricerche di Mattia Testi, il 19enne che è sparito da sabato pomeriggio dopo una discussione con un amico. Il servizio di Anna Maria Parisi. Sono riprese sin dalla mattinata a livello provinciale le ricerche di Mattia Testi, il 19enne scomparso dal 4 giugno da Spinea. Dalle attività di localizzazione svolte nelle scorse ore da via Bennati, sempre a Spinea, dove il 19enne si trovava durante la sua ultima apparizione, attraverso il GPS non è emerso niente, racconta il sindaco Franco Bevilacqua. Quindi sono intervenuti i vigili del fuoco con l'elicottero, con le unità cinofile, i carabinieri con delle unità, la polizia comunale con delle unità e la protezione civile, sia quella di Venezia che quella di Spinea. Quindi si è fatta una ricerca a tappeto in una zona dove potenzialmente poteva esserci il ragazzo. Ora il ragazzo non è stato trovato e questo è positivo per alcuni versi. E questa è la ragione per la quale le ricerche si sono estese oltre il territorio comunale. Grande la preoccupazione di tutta la comunità, in primis della famiglia di Mattia, per questa scomparsa ancora senza un perché. L'unica cosa certa è che il 19enne, prima di non dare più notizie di sé, sembra avesse litigato con l'amico con cui si era trovato nel vicino parco e che in un momento di rabbia avesse rotto il cellulare dopo averlo gettato a terra. Noi non abbiamo una conoscenza esatta dei fatti che sono accaduti,
ma comunque sicuramente anche in una discussione tra amici non sono certo cose di gravità inaudita, per cui la scomparsa ha sorpreso tutti, anche gli amici che sono come la famiglia, sono preoccupati anche loro e noi come comunità siamo preoccupati. L'amministrazione comunale, in costante contatto con le forze dell'ordine, sta seguendo la vicenda con grande apprensione, rinnova la vicinanza ai familiari e lancia un appello a Mattia affinché torni a casa presto. Avverti la famiglia che ti hanno cercato, stanno cercando in maniera abbastanza anche preoccupate, perché quando uno si allontana senza comunicare nulla, una persona, io lo vedo, penso da padre, mi preoccuperei insomma di quello che succede. Tutti pensano magari al peggio, speriamo che non sia così, e noi ci aspettiamo insomma che magari anche le autorità, che sono sempre state molto efficienti, in qualche maniera riescono, estendendo la ricerca, a trovarlo. Un motociclista di nazionalità tedesca di 47 anni è morto sulla provinciale 3 del Gosaldo e Rivamonte a Gordino in seguito a uno scontro con una BMW Serie 1 guidata da un 30enne del posto. Le cause della collisione sono ancora al vaglio dei carabinieri di Falcade, allertati assieme ai sanitari del SUEM e dagli amici del motociclista che viaggiavano con lui. Lo scontro è stato particolarmente violento e non ha lasciato scampo al 47enne. Ferite di media gravità per l'automobilista e il figlio minorenne che viaggiava con lui, trasportati all'ospedale di Agordo. Una strada particolarmente insidiosa, quella della provinciale che collega Gosaldo a Rivamonte, piena di dossi, saliscendi e curve strette. Saranno dunque i rilievi dei carabinieri a stabilire le cause dello scontro. In fase di valutazione ci sono anche l'alta velocità e una manovra errata. E stiamo dando conto di numerosi incidenti stradali, soprattutto legati alle moto. La nostra Marta Zatta ha realizzato un servizio parlando di immatricolazioni e non solo, anche di un progetto per la sicurezza stradale. 5 mortali in appena 3 giorni non sono solo una tragica coincidenza, ma un segnale che riporta con forza il tema della sicurezza stradale al centro del dibattito. L'ultima tragedia è di oggi, quando un centauro tedesco di 47 anni ha perso la vita tra Gosaldo e Rivamonte dopo essersi schiantato contro un'auto. Nonostante l'intervento dei sanitari, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Con l'arrivo della bella stagione aumenta il traffico di moto e scooter e il rischio sulle strade cresce in modo evidente. Sarebbe opportuno che tutti gli utenti che utilizzano i mezzi a 2 ruote abbiano una capacità visiva, quindi si facciano vedere in maniera importante da chi poi utilizza l'auto, perché è importante, come si diceva prima, il riconoscimento reciproco, perché un motociclista l'auto la vede, un automobilista la moto la vede con certe condizioni. Un fenomeno che si inserisce in un trend già in crescita. Secondo i dati forniti da ACI Treviso, il parco moto è aumentato del 22% tra il 2016 e il 2025, con un incremento ancora più marcato pari al 67% tra il 2016 e il 2024. Più mezzi sulle strade significa anche più esposizione al rischio, dove distrazione e alta velocità possono fare la differenza in una manciata di secondi. La velocità è importante, ma naturalmente io ho sempre valutato, anche per esperienza di tipo personale, che il riconoscimento reciproco tra l'automobilista e il motociclista è l'aspetto fondamentale, perché l'automobilista deve essere in grado di riconoscere il motociclista. Una sequenza di tragedie che impone una riflessione urgente. La crescita della mobilità su 2 ruote deve andare di pari passo con una maggiore prudenza e una cultura della guida più consapevole. C'è ancora molto da lavorare, c'è ancora molto da fare. Come provincia di Treviso in questi anni abbiamo investito molto sia con i drive camp all'interno degli istituti scolastici, sia con i corsi di formazione per gli over 65. E anche questo ha aiutato a far diminuire il dato relativamente alle vittime lungo le strade. Infatti il nostro centro di monitoraggio ci dice che rispetto al 2024 nel 2025 le vittime sono state il 50% in meno. Infatti nel 2024 le vittime sono state 70 e nel 2025 36. L'obiettivo è quello di arrivare a vittime zero lungo le strade.
Resta ancora grave l'uomo vittima di un infortunio sul lavoro nella zona industriale di Vittorio Veneto, avvenuto ieri pomeriggio alla IRCA SPA Zoppa Industries. Un lavoratore di 46 anni residente a Santa Lucia di Piave, dipendente di una logistica esterna, è rimasto infatti ferito durante l'attività lavorativa. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo sarebbe stato investito da un muletto nel corso di una manovra effettuata all'interno dell'azienda. Sul posto come di procedura lo Spisal su M118 chiaramente per prestare soccorso al 46enne e li trasportato successivamente al Cafoncello di Treviso. Le circostanze dell'accaduto sono ancora in fase di accertamento. A Belluno invece arrivano i primi provvedimenti amministrativi del questore dopo il violento pestaggio avvenuto lo scorso marzo in centro storico ai danni di un cittadino egiziano di 46 anni. Un anno lontani da bar, pizzerie e locali del centro storico è la misura decisa dal questore di Belluno nei confronti dei 6 giovani coinvolti nel pestaggio del cittadino egiziano di 46 anni avvenuto attorno alle 3 della notte del 22 marzo scorso. Un'aggressione violenta ripresa anche con un telefonino, le immagini diffuse in chat su WhatsApp che da una settimana scuote la comunità bellunese. A poco più di 2 mesi da quell'episodio violento e ancora immotivato nel cuore di Belluno, il questore Roberto Della Rocca ha adottato 6 provvedimenti di cure, il cosiddetto DASPO urbano, notificati ai componenti del gruppo, 4 maggiorenni e 2 minorenni, tutti fra i 17 e i 20 anni, ritenuti coinvolti nell'aggressione. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'aggressione è iniziata davanti alla tabaccheria Falcomer sotto i portici di Piazza dei Martiri, con ripetuti spintoni che hanno fatto cadere il malcapitato almeno un paio di volte, e si è conclusa sul marciapiede di Via Loreto, dove i ragazzi hanno infierito selvaggiamente sull'uomo, oramai a terra, colpendolo con calci e pugni anche alla testa. Ora per tutti è scattato il divieto di accesso e di stazionamento nei pressi dei locali del centro cittadino. Le misure avranno validità di 1 anno. Per 3 dei destinatari saranno in vigore dalle 18 alle 4 del mattino, per gli altri nell'arco dell'intera giornata. Il provvedimento previsto dalla normativa sulla sicurezza urbana punta a impedire il ripetersi di comportamenti violenti e a contrastare fenomeni di devianza giovanile nei luoghi della movida e della socialità cittadina. L'attenzione deve essere alta, ma deve esserci un confronto serio e in questo momento anche determinato. Dobbiamo far capire ai ragazzi che ad ogni azione corrisponde una reazione, e questo è un minimo di upgrade su quello che è una certezza della risposta anche, ahimè, quella giudiziaria. Il fronte delle indagini è seguito dalla Procura di Belluno per i 4 ragazzi maggiorenni, dalla Procura dei minori di Venezia per i 2 minorenni del gruppo. Dopo la notifica degli atti, il questore ha incontrato personalmente tutti i ragazzi, un momento di confronto che accanto all'aspetto sanzionatorio ha voluto richiamare l'attenzione sulla consapevolezza delle proprie azioni, sul rispetto delle regole della convivenza civile e sul ruolo degli adulti nell'ascolto e nell'accompagnamento dei più giovani. Un tentativo di furto sventato all'ospedale di Sant'Orso. Un addetto della vigilanza è rimasto ferito durante una colluttazione con una persona già nota ai servizi. Sorpresa mentre si aggirava con un fare sospetto nei corridoi dell'ospedale. È stato denunciato. Momenti di tensione nella serata di ieri all'ospedale di Sant'Orso, dove il pronto intervento del servizio di vigilanza ha consentito di bloccare un tentativo di furto. Un individuo già conosciuto dai servizi è stato visto mentre si aggirava tra i corridoi della struttura sanitaria. Un vigilante è intervenuto per chiedergli che cosa stesse facendo e tra i due è nata una colluttazione. Ad avere la peggio è stato proprio l'addetto alla sicurezza, che ha riportato un trauma giudicato guaribile in 30 giorni. Accompagnato al pronto soccorso, la guardia è stata trattenuta in osservazione per la notte, successivamente dimessa. L'aggressore è stato identificato e il personale dell'azienda sanitaria ha chiamato i carabinieri per gli accertamenti. L'uomo è stato denunciato per lesioni personali e tentato furto. Il direttore generale dell'ULSS 7 Pedemontana, Giovanni Carretta, ha sottolineato come l'episodio dimostri l'importanza della presenza dei servizi di vigilanza negli ospedali, ringraziando il vigilante per il suo intervento e augurandogli una pronta guarigione. E dopo le numerose risse dei fine settimana negli ultimi giorni, nelle ultime settimane a Jesolo, arrivano i rinforzi delle forze dell'ordine proprio per contrastare questi fenomeni.
2 squadre di intervento del 4° Battaglione Veneto e 10 militari che si uniranno ai colleghi già operativi. È quanto disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Venezia per la stagione estiva a Jesolo dopo gli scontri tra giovani avvenuti nelle ultime settimane. Ai 10 militari messi a disposizione del Comando Legione Veneto se ne affiancheranno altrettanti provenienti dagli istituti di formazione. Inoltre sono state dislocate 2 squadre di intervento operativo che opereranno soprattutto nelle fasce orarie serali e notturne, svolgendo pattugliamenti e posti di controllo per far fronte a eventuali risse o episodi di violenza, come quelli avvenuti precedentemente in via Herrero in piazza Mazzini. Si tratta di assetti operativi connotati da una spiccata mobilità specifica, il cui impiego è disposto dal Comando Generale, con l'obiettivo di qualificare le attività di prevenzione operando in ausilio ai reparti dell'arma territoriale, per contrastare le emergenti criticità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica in determinate aree del Paese. Infine, il recente trasferimento della stazione Carabinieri di Jesolo in via Cesare Battisti, una posizione strategica in città, consentirà maggiore vicinanza al cittadino e una proiezione esterna più efficace con pattuglie che possono raggiungere in breve tempo ogni luogo del territorio jesolano. Investigatori al lavoro invece per risalire all'identità del presunto adescatore che ieri pomeriggio in zona aeroporto avrebbe tentato di adescare una giovane offrendole in cambio del denaro. Avrebbe avvicinato una ragazza offrendole 100 euro e insistendo dopo un primo rifiuto avrebbe ritentato raddoppiando la proposta economica. Il racconto contenuto nella denuncia presentata alle forze dell'ordine dopo un episodio che sarebbe accaduto lunedì pomeriggio in zona aeroporto a Belluno e sul quale sono in corso verifiche. Una segnalazione comparsa nelle ultime ore sui social network ha acceso l'attenzione a Belluno. Secondo quanto riportato in un messaggio pubblicato in forma anonima sulla pagina Facebook 6 di Belluno Se, una giovane sarebbe stata avvicinata nel pomeriggio da una persona a bordo di un'automobile. Stando al racconto diffuso online, l'uomo avrebbe inizialmente offerto del denaro alla ragazza, aumentando poi la somma dopo un primo rifiuto. La giovane, sempre secondo quanto riferito dall'autore della segnalazione, avrebbe immediatamente contattato il padre, spaventata dall'accaduto. Nel post si legge inoltre che sarebbe stato annotato il numero di targa del veicolo, che potrebbe essere una Mini Minor. L'episodio risalirebbe attorno alle 17:15 e la polizia, informata dell'accaduto, sta valutando gli elementi raccolti fino ad ora. Al momento non risultano comunicazioni ufficiali da parte degli investigatori e la ricostruzione si basa esclusivamente su quanto riportato nella segnalazione pubblicata sui social. Per questo motivo ogni eventuale accertamento resta demandato all'attività delle forze dell'ordine. L'invito, anche da parte dell'autore del messaggio, è quello di evitare la diffusione di informazioni non verificate e di rivolgersi direttamente alla polizia nel caso si disponga di elementi utili o testimonianze relative all'episodio. Nel Trevigiano, adesso a Refrontolo, 2 anziani sono riusciti a mettersi in salvo dall'incendio che stava devastando la loro casa grazie all'avviso dei loro cani. E allora come che c'era là? Vede che la baia, ho detto ma cos'è? Cos'è? E anche l'altra, tutte la sua porta, dopo apre la porta là e vede una fiammina là a metà, come tipo garage, insomma, ecco, che si mette dentro le cose degli attrezzi, no? Ho visto una fiammina, no, quel fumetto solo, guarda e vede il fuoco. Vai, c'è mio marito, viene fuori. Intanto le partì subito il fuoco di corsa. E lei andò su per un fuoco su in cima. Un rogo spaventoso iniziato verso le 21:15 mentre Graziella, 75 anni, e il marito, 83, erano in casa. A chiamarli ed avvisarli di quello che stava accadendo fuori Perla ed Emi, mamma e figlia, le 2 cagnoline che hanno avvisato abbaiando i proprietari che in pochissimo tempo si sono trovati davanti un muro di fiamme. Un innesco partito tra l'orto e il capanno, probabilmente da sotto la pianta della vite, lasciando in pochi secondi nello sconforto e nella paura i 2 proprietari. Sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco di Conegliano, Vittorio Veneto e della sede centrale di Treviso per un totale di 5 mezzi e 14 operatori e anche il SUEM 118 che però ha riscontrato solo una lieve intossicazione per i 2 residenti che sono rimasti a casa. Ma in loro resta lo spavento negli occhi e lo sconforto, quello non andrà via facilmente. Mettermi a tutte le gambe fin
Anche adesso qualche volta mi sente i muscoli che si muove, però gli attrezzi del lavoro, spaccati tutti. Il lavoro di una vita in fumo, la consolazione è che nessuno si è fatto male, né le cagnoline né le adorate galline, spaventate come Graziella, ma per fortuna vive. Ora restano da chiarire le cause dell'incidente, per questo tutto il fascicolo è già in mano ai carabinieri di Pieve di Soligo, nessuna pista esclusa, nemmeno quella dolosa. Nel Bassanese adesso un inseguimento per 15 chilometri, la ragazza aveva ignorato l'alta dei carabinieri. Una folle fuga in auto di oltre 15 km prima di finire fuori strada e schiantarsi. Verso l'1:30 una 25enne trevigiana alla guida di una Renault Clio ha ignorato l'alta dei carabinieri dando il via a una precipitosa fuga lungo le strade dei comuni di Bassano del Grappa, Rosà e Rossano Veneto. La sua corsa si è conclusa a Loria in via Campagnola dove ha perso il controllo del veicolo sul quale viaggiava ad alta velocità, finendo in un fossato a bordo strada. Ha quindi tentato disperatamente di proseguire la fuga a piedi, ma con scarsi risultati. È stata infatti raggiunta e bloccata. La giovane si è rifiutata di sottoporsi all'alcol test. È stata allora denunciata per resistenza pubblica ufficiale e per guida in stato di ebbrezza, aggravata dall'orario notturno e dall'aver provocato un incidente stradale. Voltiamo pagina perché si terranno venerdì 12 alle 9 ora locale in Mozambico i funerali di Monsignor Osorio Citora Foso, missionario della Consolata e vescovo di Quelamane, ucciso la mattina del 6 giugno nella sua residenza episcopale con un colpo di fucile al cuore. Il vescovo Osorio sarà sepolto a Nampula, lo comunica la diocesi di Vittorio Veneto dove il presule operò in passato e ha organizzato per giovedì 18 giugno nella chiesa parrocchiale Santi Pietro e Paolo una veglia di preghiera presieduta dal vescovo Riccardo Batocchio. Il 30 giugno invece il vescovo di Treviso Michele Tommasi celebrerà una messa a Nervesa della Battaglia in suo ricordo. Apriamo ora la pagina della politica perché a Roma è stato convocato il Consiglio federale che si sta tenendo proprio in questi minuti. È cominciato appena dopo le 11, dietro le dichiarazioni ufficiali e le rassicurazioni di facciata. Il confronto tra Luca Zaia e Matteo Salvini riguarda il futuro stesso del partito. Un tavolo che non c'è soltanto un possibile, sul tavolo non c'è soltanto un possibile incarico di primo piano per Zaia, ma anche il ritorno di una Lega più federale e radicata nel nord, quello che sostiene da tempo anche Roberto Marcato. Ivano Tolettini. La Lega è a un bivio. Il fiato sul collo del generale Vannacci con Futuro Nazionale, come indicano i sondaggi, è un problema per il Carroccio in vista delle elezioni 2027. A Roma è stato convocato il Consiglio federale che si sta svolgendo in questo momento. Al di là delle formule ufficiali, il punto centrale non è il ruolo di Zaia, ma il controllo dell'eredità politica del Veneto. Se si leggono tra le righe le indiscrezioni degli ultimi mesi, il messaggio di Zaia a Salvini è questo: io non entro nella segreteria per fare il numero 2, se entro per ridisegnare la Lega. Salvini invece avrebbe un'esigenza diversa: neutralizzare il rischio che Zaia diventi il punto di riferimento di tutti coloro che contestano la trasformazione nazionale della Lega. In altre parole, meglio averlo dentro che fuori. Per questo il ruolo del vice segretario appare poco credibile. Zaia non ha bisogno di una promozione formale. Dopo 15 anni alla guida del Veneto e con un consenso popolare ancora altissimo, una semplice vicepresidenza sarebbe percepita come un ridimensionamento. Il vero negoziato probabilmente riguarda 3 questioni. La prima, il futuro della Lega Nord, recuperare una struttura territoriale forte e autonoma. Secondo, le candidature del 2027. Zaia vuole avere voce decisiva sulla composizione delle liste e sulla classe dirigente del Nord. Terzo, la successione a Salvini, non immediata, ma nessuno ignora che il tema esiste. Per questo il paragone con la CSU bavarese non è casuale.
Zaia starebbe chiedendo una Lega del Nord riconoscibile, con autonomia politica e organizzativa. Salvini può concedere più federalismo interno, ma non un secondo centro di comando. In sintesi, la trattativa reale non è Zaia vice di Salvini, è molto più profonda, riguarda il rapporto di forza tra la Lega nazionale costruita da Salvini e la Lega territoriale che Zaia rappresenta. Se l'accordo regge, Salvini resta leader e Zaia diventa garante del Nord. Se non regge, l'ex governatore rischia di trasformarsi nel catalizzatore di tutto il malcontento leghista del settentrione. E questo, dentro la Lega, lo sanno tutti. Spaccature nel centrodestra che sono emerse anche dallo studio di Ring, da una parte Lega e Futuro Nazionale, dall'altra le divisioni all'interno di Fratelli d'Italia dopo il caso del video girato in una cella del carcere di Treviso. I cambi di casacca di partito sono sempre fonte di dibattito, rivendicazioni, talvolta ripicche. Tra un leghista come Matteo Pressi e un ex del Carroccio come Gianangelo Boff, le scintille nello studio di Ring non sono mancate. Io sarei anche per fare l'alleanza con Vannacci, a patto che si impegni a non ricandidare tutti quei fuoriusciti che hanno tradito gli altri partiti della coalizione. Per dare un segnale di serietà. Scusate, io sono in collegamento, faccio un po' fatica, poi quando ho finito... Che può essere con Futuro Nazionale? La Lega dove sono entrati gran parte dei parlamentari che provengono da altri partiti. Va bene, fermi lì. Cosa puoi insegnare agli altri? Pressi, aspetti, arrivo. Va bene. Dentro il centrodestra rimane alta la temperatura anche in Fratelli d'Italia. Sul caso del video girato in una cella del carcere di Santabona, coi due giovani accusati dell'omicidio di Francesco Favaretto, il capogruppo trevigiano Guido Bertolazzi aveva definito incoerente il collega di partito Fabio Crea, il loro avvocato difensore, accusato di prendere le parti di chi pregiudica la sicurezza. Lo stesso Crea è stato punzecchiato dal capogruppo moglianese del PD Giacomo Nilandi. È da mesi che riempite i giornali con questo dualismo tra te e il capogruppo del tuo partito all'interno del comune, e siamo arrivati ad un livello di dibattito imbarazzante. Guarda, evidentemente tu le cose non le capisci, adesso te le spiego. Per fortuna che ci sei te a spiegare le adesso cose. Te le spiego. Se stai zitto, se non stai zitto te le devo per forza mandare per mail. Ti sto dicendo che io non ho nessun interesse, non ho contrastato mai il capogruppo Bertolazzi, non mi interessa nemmeno, perché da un punto di vista politico a me non me ne frega niente. Io rivendico da cittadino la necessità che da parte mia, secondo la mia opinione, determinate cose debbano essere fatte in modo diverso. Bertolazzi non c'entra assolutamente nulla. Da un lato dunque le spaccature interne al centrodestra, dall'altro sui video girati in cella arriva in questi minuti una nota dell'organizzazione sindacale autonoma di polizia penitenziaria che ha chiesto un intervento immediato del ministro della giustizia Carlo Nordio, fino a questo momento non particolarmente interessato, si legge, alle vicende del penitenziario di Treviso come per le carceri in generale, affinché disponga una verifica ispettiva sul provveditorato del Triveneto, sulle modalità di impiego del direttore dell'istituto e sulle condizioni operative della stessa struttura. La sicurezza, viene sottolineato nella nota, non può essere amministrata da chi si occupa di altro, né può essere garantita da un apparato che premia chi lascia scoperte le carceri. Questa la nota diramata dall'organizzazione sindacale. Ci fermiamo, qualche minuto di pubblicità e poi torniamo a parlare in diretta di scuola, ragazzi e orientamento verso il loro futuro lavorativo. Tornati in diretta, prima edizione, dunque sono finite da pochi giorni le scuole e tempo per tanti studenti e studentesse di svolgere i loro esami dalle medie alle superiori e anche un tempo non solo di vacanze e di esami ma anche di scelte, e per orientare le scelte dei ragazzi ci sono degli istituti che stanno promuovendo diverse iniziative, un progetto in particolare quello che vi raccontiamo oggi con Angelo Boccato, psicologo dell'orientamento e del lavoro, che saluto e ringrazio, come saluto e ringrazio Sileno Rampado, direttore generale della Sala International Campus Istituti Filippina. Buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi.
Ascolti, inizio da lei, direttore Rampado, insomma un progetto che parte dalla vostra scuola e che ha l'obiettivo di unire ragazzi, famiglie e imprese. Ci racconti un po' in che cosa consiste? Sì, il progetto nasce proprio dalla volontà di poter permettere ai ragazzi di affacciarsi all'orientamento universitario, scolastico, in maniera assolutamente concreta, attraverso il dialogo diretto con il mondo aziendale e attraverso soprattutto l'accompagnamento necessario lungo il loro percorso di tutta quell'area formativa che spesso magari è sottovalutata o considerata forse come dire, di secondo livello, che è quella dell'area delle soft skill, che diventano un elemento assolutamente importante da far maturare ai ragazzi nell'ottica sia dell'orientamento accademico, ma anche ovviamente l'avvicinamento concreto al mondo del lavoro. Ed è il motivo per il quale abbiamo costruito questo programma riunendo tutta una serie di aziende di vario livello che ci possono aiutare nel dialogo concreto con i ragazzi. Da dove nasce questa esigenza e anche questa idea, insomma, di portare diverse aziende anche di un calibro piuttosto importante a dialogare con degli studenti che sono anche giovani? Si parla di studenti delle medie, se non erro. Studenti dei licei. La volontà nasce dal poter offrire ai ragazzi un panorama conoscitivo più approfondito possibile. Le dinamiche di inserimento nel mondo del lavoro stanno cambiando oggettivamente a dei ritmi assolutamente inimmaginabili qualche anno fa. Avere un contatto diretto con quello che è di fatto la concretezza lavorativa anche di grandi aziende, pensiamo possa permettere ai ragazzi di poter facilitare la maturazione di una serie di scelte più concrete, di poter immaginare anche un percorso di formazione continua adeguato a quelle che sono le necessità e le esigenze del mondo del lavoro. Esigenze, opportunità, c'è da capire anche che cosa desiderano i ragazzi, come loro immaginano il mondo del lavoro e per questo entrano in campo gli psicologi. Angelo, buongiorno. Buongiorno, sì, entrano in campo gli psicologi dell'orientamento del lavoro, perché poi il flusso è proprio esattamente questo: si studia, si fanno degli eventuali percorsi accademici o ITS e poi si entra nel mondo del lavoro. I giovani sono sempre più curiosi e attratti, devo dire, da quello che sono anche le caratteristiche del mondo del lavoro. Il tema che prima il direttore accennava, la velocità di questi cambiamenti, ecco, è uno dei motivi per cui cerchiamo proprio di andare incontro dando formazione, ma soprattutto informazione e cultura di quello che è il mondo del lavoro. Attenzione, per il mondo del lavoro poi noi intendiamo che tipo di percorsi accademici, che tipo di studi, che tipo di formazione, poi soprattutto passare il messaggio dell'idea della formazione continua che questi ragazzi dovranno vivere, come anche noi viviamo nel mondo del lavoro. E qui proprio l'idea di poter incontrare le aziende, poter dialogare, scoprire, quindi saranno una specie di, io li ho un po' definiti i ragazzi degli Sherlock Holmes, che dovranno proprio scoprire, chiedendo e investigando quelle che sono le caratteristiche, perché poi alla fine l'orientamento è: più informazioni ho, più queste vengono dettagliate, più riuscirò a fare una scelta consapevole. E proprio su questo dettaglio, se mi permette, noi proprio daremo ai ragazzi uno strumento molto importante che è il diario dell'orientamento. Lo dico comunque a tutti i giovani anche all'ascolto: un diario nel quale possano scrivere tutto quello che sono le loro esperienze, le loro informazioni, idee, conoscenze, desideri e anche sogni, proprio per fare tutto un percorso che poi li porti alla fine della quinta, all'esame di maturità, facendo una scelta la più consapevole possibile. Avete anche in mente, insomma, c'è anche un grosso coinvolgimento dei genitori e delle famiglie. Entrate anche voi psicologi e non solo nelle scuole, quindi anche nelle case e nelle famiglie. È importante condividere questo percorso non solo con i ragazzi ma anche con le stesse famiglie. Sì, assolutamente sì, perché le famiglie poi dialogano tutti i giorni con i ragazzi, più o meno dialogano, perché poi sappiamo, no, che spesso non è così semplice, però l'idea di avere in squadra, mi passi il termine, anche le famiglie insieme ai ragazzi, insieme alla scuola, insieme alle aziende,
e poi ovviamente poi insieme a tutto quello che saranno i percorsi di studio diventa sicuramente un metodo molto efficace. Il tema che accennava prima il direttore legato alle soft skill, che sono sostanzialmente delle dimensioni e sottodimensioni di personalità, e qui parliamo di ragazzi dai 15 ai 19 anni, quindi in piena fase adolescenza verso l'età adulta, e proprio in quella fase le stanno sviluppando le soft skill. L'idea è che prendano consapevolezza, e la famiglia in questo li può aiutare, dialogando, magari ponendogli anche domande rispetto a esperienze vissute, sport, volontariato, attività di gruppo, attività di relazione che i ragazzi possono mettere in atto, anche per esempio dal teatro, mille altre esperienze. Che cosa mi porto a casa? Ecco, mappare, e qui rientra un po' uno degli obiettivi del progetto, le competenze che in questi anni stanno sviluppando e potenziando per poi entrare nel mondo del lavoro con una forte consapevolezza. Anche questo è orientamento, e questo sicuramente il bene e la motivazione che i ragazzi poi svilupperanno. Direttore, c'è poco orientamento nelle scuole, il motivo per cui avete deciso di continuare e ideare anche questo progetto così anche pervasivo e intensivo, mi viene da dire, con i ragazzi e le famiglie? L'orientamento c'è, immaginavamo però qualcosa che fosse oggettivamente più efficace e che potesse dare ai ragazzi quella concretezza di cui c'è bisogno in una fase appunto delicata, come diceva il dottor Boccato poco fa. Probabilmente spesso l'orientamento rischia talvolta di limitarsi a quella che è la rappresentazione di quelle che possono essere le possibilità formative o lavorative. Ha bisogno, a nostro avviso, invece di quel contatto diretto, di quel triangolo perfetto, diciamo, che mette al centro i ragazzi, ma che a fianco vede la scuola, la famiglia e il mondo poi produttivo come sfogo, come obiettivo finale. Questo significa anche accompagnarli nei loro futuri percorsi accademici. Mi ci metto in mezzo anch'io, ho avuto una crisi finite le superiori perché avevo tante idee e poca dimestichezza mentale forse per capire quale fosse la scelta giusta per me. Immagino che sentendo anche nella mia esperienza tanti ragazzi e ragazze che si sono trovate nella stessa situazione, i ragazzi che feedback vi danno dopo questo incontro, comunque anche sapendo che nella loro scuola ci sono percorsi ad hoc pensati per loro nell'indirizzarli nelle scelte? Manifestano un enorme interesse, anzi il fatto stesso che si possano affacciare anche con un certo anticipo a quelli che possono essere i vari panorami lavorativi, le varie professioni, le varie tipologie ovviamente anche aziendali, rende loro più facile probabilmente proprio quel percorso di maturazione delle scelte che talvolta invece magari si incaglia proprio nel momento in cui bisogna magari fare la scelta di iscriversi all'università, bisogna arrivare a concretizzare la scelta di una facoltà, di un indirizzo specifico. Quel contatto diretto oggettivamente è la parte che ai ragazzi risulta assolutamente più interessante, proprio perché aumenta la loro riflessione, aumenta la loro capacità di potersi anche osservare in determinati contesti in maniera preventiva e di poter fare delle scelte più concrete al momento opportuno. Angelo, poi i ragazzi invece cosa vi dicono? Quali sono i loro principali dubbi? Che cosa esprimono nel loro percorso, nel percorso che fate anche insieme a loro? Una delle paure, delle preoccupazioni principali è quella contemporaneamente della iperinformazione, perché oggettivamente anche attraverso internet possono ottenere moltissime idee, moltissime informazioni, ma spesso l'iperinformazione porta a situazioni di confusione. L'altra che accennavo prima è proprio stanno prendendo consapevolezza, in realtà forse loro più di noi adulti, di questa velocità di trasformazione che stanno e stiamo vivendo. Ovviamente uno degli elementi è anche l'intelligenza artificiale. Tengo a sottolineare che ovviamente in questo frangente noi entriamo in gioco aiutando gli studenti concretamente, soprattutto all'inizio della quinta superiore, con dei test di orientamento, test ampiamente validati che appunto li aiutano a prendere la scelta più consapevole, più corretta, ma provenendo poi però prima da un percorso conoscitivo in cui hanno messo in analisi critica, in valutazione critica, le varie possibili opportunità di studio / lavoro, caratteristiche, cercando di incrociarli con i loro interessi. Ecco, lo strumento ovviamente
che li aiuta in questo senso rispetto a motivazione e così via, e poi li porta ad ottenere appunto un risultato dove diciamo, l'indice di successo sicuramente sarà alto dopo questo percorso. Direttore, lei parlavate prima di sviluppo delle soft skills, che spieghiamo un attimo anche a chi ci ascolta di che cosa si tratta. Si tratta soprattutto anche di capire e di orientare i ragazzi non solo nello studio ma anche nello sviluppo di loro stessi come persone. Un mio maestro, ne ho avuti diversi nella vita e mi auguro anche nel futuro di averne, mi diceva: soft skill sintetizziamo in una parola: vita. In realtà sono tutti gli aspetti psicosociali, quindi della persona in relazione con gli altri, il lavorare in gruppo, l'essere preciso, l'autonomia, la gestione del tempo, l'empatia, la resilienza. Ecco, sono tutti aspetti che rientrano nelle soft skill e che appunto si sviluppano in tutto quello che sono i frangenti di vita. Dicevo prima, volontariato, sport, relazione con gli altri, magari piccoli lavori di gruppo. Ecco, da questi cosa mi porto a casa, dove potrei migliorare, come potrei migliorare. Qui appunto noi daremo appunto strumenti che aiutino in tal senso, però la bellezza è quella di fare un lavoro preventivo. Adesso parlo da psicologo del lavoro, che quando vai in azienda con adulti facendo formazione sulle soft skill, chiaramente l'adulto è già adulto ed è un po' più complesso magari rimuovere e potenziare determinate aree legate appunto a contesti che poi si producono nel mondo del lavoro. Calcoli, teniamo conto che il World Economic Forum sono già 8 anni e per i prossimi 4 anni ha evidenziato l'importanza delle soft skill lato appunto richieste e bisogno delle aziende. Quindi è un'area su cui assolutamente si deve puntare e loro le stanno proprio adesso scolpendo e sviluppando. Quindi andiamo ad affiancarle, ad aiutarli proprio in una fase di vita bellissima che è quella dell'adolescenza verso l'età adulta. Allora grazie Angelo Boccato, psicologo dell'orientamento e del lavoro, Sileno Rampado, per averci portato la testimonianza diretta di questo progetto con i ragazzi, direttore generale della Sala International Campus Istituti Philippine. Grazie per essere stati in nostra compagnia e aver raccontato insomma questo progetto. Noi continuiamo con le notizie, continuiamo a parlare di sensibilizzazione a studenti e studentesse. Andiamo a Padova per la presentazione dei dati del tavolo Prevenire e promuovere, la rete formativa organizzata proprio dal Comune per formare gli studenti contro la violenza di genere. Sono 62 le classi in cui siamo entrati negli istituti comprensivi, quindi si tratta di scuole elementari e scuole medie tra Comune di Padova e Provincia di Padova, grazie al contributo del nostro centro antiviolenza che entra in queste classi con grande esperienza, e sono 255 le scuole che invece ha raggiunto l'ULSS, 255 le classi, perdone, che ha raggiunto l'ULSS nelle seconde superiori di tutta la città e di tutta la provincia. Questi i dati del primo anno del progetto voluto dal Comune di Padova e che coinvolge molte realtà del territorio impegnate nella lotta alla violenza di genere, dall'ULSS Euganea al centro antiviolenza, dalla Camera di Commercio all'università, impegnati per sensibilizzare studenti e studentesse ed insegnanti. Un lavoro che potrebbe essere rallentato dalla burocrazia della nuova legge Valditara, come sottolinea Maria Sferrazza della Fondazione Giulia Cecchettin. Introdurre il consenso informato dei genitori è un modo, secondo noi, di rendere più difficili, appunto, e più burocratizzati questi percorsi educativi, che rallentano quello che è un'emergenza, secondo noi, in questo periodo storico in cui l'accesso a contenuti veicolati dai social media, da siti le cui fonti non sono verificabili, attendibili, non gestite da esperti, può avere una pericolosità, un'insidia. Tra i partner del progetto l'Università di Padova, che il prossimo anno investirà nella formazione dei docenti. Noi organizzeremo un percorso formativo per i dirigenti scolastici, le dirigenti scolastiche e dei docenti da loro individuati che vorranno iniziare ad approfondire alcuni temi che poi da altre istituzioni verranno in qualche modo affrontati in classe. Lo faremo lavorando con docenti della nostra università di varie aree. Noi andiamo a Torreglia per il tradizionale concerto che si tiene ogni anno e a un momento speciale è stato dedicato a Nicolò Legnaro, scomparso poco tempo fa.
Sono state le classi prime con il medley dell'Ultimo dei Moicani ad aprire la quarta edizione al Palaberta di Montegrotto del concerto che unisce gli alunni delle scuole Vivaldi e Facciolati di Montegrotto e Torreglia. Fil rouge della serata e di un anno di intenso lavoro, il tema del rispetto proposto dal club Inner Wheel di Padova. Per noi rispetto vuol dire tante cose, vuol dire rispetto ad esempio delle diversità, il rispetto delle emozioni, il rispetto di ciò che ci ha preceduto e di ciò che verrà. La musica, l'arte che permette di ottenere il bello attraverso l'unione delle differenze. Il rispetto chiede ascolto e cuore. Viverla con emozione, ma anche con impegno e responsabilità, perché l'impegno di ciascuno ricade non solo su se stessi, ma anche sul risultato finale di tutti. Quindi è un gioco di squadra dove tutti vincono con l'apporto di ciascuno. Viva la musica che unisce. La serata è stata dedicata a chi è mancato nel corso dell'anno, in particolare al piccolo grande eroe Nicolò Legnaro, figlio dell'ex sindaco di Torreglia, spentosi lo scorso marzo. Sicuramente Nicolò ha tracciato un solco, ha detto questa è una strada bella, quella di distribuire bellezza. L'augurio che vogliamo farvi ragazzi è quello di distribuire bellezza. Dopo le classi prime è toccato alle seconde, poi al gruppo rock. Sono state le terze a chiudere la serata con la sinfonia dall'opera Nabucco di Verdi, un momento vissuto con particolare intensità da chi chiude un capitolo importante della propria vita e si appresta a iniziare un nuovo percorso di crescita che li porterà piano piano a diventare adulti senza abbandonare quella parte di bambini che li rende così speciali. E invece dopo 9 anni è tornata a Padova la Mille Miglia. Motori rombanti, le luci dei fanali, i colori delle auto, l'atmosfera romantica di Prato della Valle che sembra tornare al passato. La magia delle Mille Miglia torna dopo 9 anni a Padova. 400 equipaggi, 29 nazioni presenti, 77 veicoli, vetture che hanno gareggiato in gare di velocità tra il 1927 e il 1957. Padova ha dato di tutto e di più a Mille Miglia, al motorismo. Eravamo gli anni ruggenti, i primi anni 20, 30, 40 del secolo scorso, eravamo i primi della classe a livello internazionale sicuramente. Mille Miglia lo dimostra. E ne è la prova che dal 1927 al 1957, quando era la vera Mille Miglia gara di velocità, non è mai mancata per Padova. Oltre alle auto storiche, in piazza Insurrezione hanno sfilato anche le Ferrari, tanti padovani che hanno ammirato il loro passaggio, tra di loro anche il governatore del Veneto, Alberto Stefani. Una città che è stata capitale di motori ma che oggi celebra una manifestazione straordinaria, la Mille Miglia, che garantisce anche un grande senso di comunità e oggi è un orgoglio alla fine di tanti appuntamenti a Palazzo Balbi essere qui per qualche minuto insieme a tanti padovani per questa meravigliosa tappa della Mille Miglia. Tra i volti noti alla guida delle auto, l'ex pilota di Formula 1 Giancarlo Fisichella, il campione di motociclismo Loris Capirossi e lo chef Carlo Cracco. Porta davvero grande lustro a tutto il territorio della provincia di Padova con questo percorso che si snoda davvero negli angoli più belli e più suggestivi della nostra provincia, che farà tappa nella magnificenza della città di Padova, nella meravigliosa cornice di Prato della Valle, che ci porta davvero tanto orgoglio, tanta soddisfazione. La Mille Miglia nel 2027 compirà 100 anni e la speranza che Padova possa essere protagonista delle storiche edizione. Il Presidente Racci me l'ha promesso, per cui spero mantenga la promessa che venga fatta. È una bella cosa, per Padova è una cosa molto bella. A me piace molto, devo dirti, su tutti gli aspetti. Poi vedremo 400 macchine storiche, ce n'è una di fronte alla piazza di Morossutti che ha fatto le miglia e miglia, ha esattamente la mia età, 74 anni, pensa.
è giovanissima. Questa mattina alla partenza della seconda tappa da Prato della Valle le auto si sono dirette verso le terme e i colli. Con queste immagini ci salutiamo, finisce così la prima edizione dei nostri telegiornali. L'appuntamento va ovviamente al meteo adesso e poi all'approfondimento dedicato alla CGIL. Parleremo di servizi colf e badanti, 7:30, ovviamente i telegiornali della sera a partire dalle 18:30. A tutti l'augurio di una buona giornata, arrivederci.